È già accaduto per la caserma del Molin a Vicenza, è già accaduto per il passante di Mestre. Non è un'impresa impossibile arrivare a soluzioni concordate tra le parti. Lo ha affermato il presidente del TAR Veneto, Bruno Amoroso, a margine della cerimonia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario che si è tenuta stamani a Venezia alla Scuola Grande di San Rocco. Ritengo che potrà essere la via per sciogliere questi nodi sulle grandi opere pubbliche che sono essenziali al Paese. Le parole del Presidente rappresentano la replica in diretta all'Avvocatura dello Stato, che non aveva lesinato una stilettata alla TAR, sostenendo che troppo spesso i giudici bloccano le opere pubbliche, come è accaduto ad esempio recentemente con la Pedemontana Veneta, stoppata dal ricorso di un cittadino accolto dal TAR del Lazio. E per superare i contenziosi tra enti e privati, Bruno Amoroso indica la via, quella delle soluzioni concordate, ma sottolinea che a percorrere questa strada spetta alla politica. Sottoporremo al Presidente Zaia le ipotesi di una soluzione di questo genere. Ed il governatore del Veneto, Luca Zaia, si è detto pronto a raccogliere il suggerimento del Presidente. L'idea è proprio quella di fare questa attività in parallelo in maniera tale che non ci sia una battaglia tra guelfi e ghibellini, perché l'interesse dell'ente pubblico è quello del Tribunale amministrativo regionale, di far applicare le leggi e di rispettare fino in fondo i cittadini.